All'interno del supermercato Coop Coop Campogrande di Mestre parte la prima esperienza di promozione integrata tra agricoltura e turismo, iniziativa che si inserisce all'interno del progetto promosso da Coldiretti, Coop Adriatica e Parco Turistico di Cavallino Tre Porti. Per 2 settimane all'interno del punto vendita sarà possibile non solo acquistare i prodotti ortofrutticoli d'eccellenza garantiti dal marchio Parco Turistico, ma anche ricevere informazioni su tutta l'offerta turistica della località all'interno di un'area dedicata proprio a Cavallino Tre Porti. All'inaugurazione ha partecipato anche l'assessore provinciale Lucio Gianni, che esprime soddisfazione per l'avvio di questa iniziativa, che collega la grande distribuzione alle eccellenze del territorio. Qui siamo a un matrimonio importante. Intanto io ho preso in mano la confezione di pomodori, perché chiaramente se parliamo di Cavallino Tre Porti non possiamo non parlare del pomodoro di Cavallino Tre Porti. Oggi, dicevo, c'è un matrimonio importante perché la grande distribuzione, che spesso è stata considerata nemica del chilometro zero, oggi presenta invece i prodotti del nostro territorio. Offre i prodotti del parco, in modo particolare del parco appunto di Cavallino Tre Porti, ma dimostra la possibilità che ci può essere di questa proposta appunto del prodotto che mai è chiamato chilometro zero, ma in realtà il termine giusto sarebbe prodotto del territorio. Prodotto del territorio, noi abbiamo nella nostra provincia una ricchezza grandissima di eccellenza della terra. Pensiamo che la nostra provincia, che è stretta e lunga, quante possibilità che abbiamo di proposte, partendo da Chioggia, passando per il Cavallino, Bibione e arrivando a Pramaggiore, all'Ison Pramaggiore, noi abbiamo tutta una serie di proposte che oserei dire che alcune sono anche uniche a livello nazionale. Il progetto punta su trasparenza e qualità, elementi che sicuramente offrono nuove opportunità per i consumatori, ma non solo. Valorizzare i prodotti ortofrutticoli significa anche incentivare la produzione e magari avvicinare i giovani a questo settore. Il consumatore vuole la chiarezza, vuole spendere i suoi soldi bene e li vuole spendere in prodotti di qualità. Se noi capiamo questo, noi avremo solo che l'opportunità di poter crescere, e questo permette soprattutto nel nostro settore di avvicinare in questo momento di crisi anche i giovani. I giovani, lo diceva il nostro Presidente Marini all'Assemblea Nazionale la settimana scorsa, il 4 di luglio, i giovani in agricoltura sono aumentati del 9%, quindi vuol dire che in un momento di crisi continuare a produrre e credere soprattutto in questo tipo di attività permette anche di avvicinare questi giovani professionisti, dottori, agronomi, che ci permettono di avere delle attività che sono sicuramente molto più attinenti e molto più importanti rispetto a quelle che sono normalmente. Il periodo di crisi che il nostro paese sta passando potrebbe essere non il migliore per le vendite e quindi per la promozione di questi prodotti. Invece, come ci ha detto il responsabile di Ortofrutta Italia, Germano Fabiani, il cliente è un cliente attento agli acquisti e ricerca prodotti di qualità. Il cliente riconosce nel prodotto del territorio un elemento di rassicurazione per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la maggiore bontà e maggiore convenienza. Ci tengo a ricordare che nel 2012 l'incremento delle frodi nell'agroalimentare è aumentato del 4% e quasi tutte le casistiche riguardano appunto la non corretta provenienza. La zona di Cavallino Tre Porti è una località balneare che da sempre richiama un gran numero di persone durante il periodo estivo, ed in un momento in cui il turismo non sembra risentire ancora della crisi, è sicuramente una scelta vincente proporre ai turisti prodotti ortofrutticoli, le eccellenze del territorio, che potrà trovare sulle tavole dei ristoranti o acquistare nei supermercati per poi gustarle a casa propria. Noi con questo progetto, che è partito qualche anno fa, facciamo andare l'agricoltura e il turismo, che sono le due anime di Cavallino Tre Porti, a braccetto. Facciamo sì che la gente, gli ospiti, che i milioni ogni anno vengono a trascorrere le proprie vacanze a Cavallino Tre Porti, possano gustare le tipicità, i prodotti della nostra terra. E facciamo sì anche che attraverso occasioni come questa, quindi con punti vendita sparsi a livello regionale e nazionale, gli ospiti che tornano a casa dalle proprie vacanze o coloro che non ci conoscono possono assaporare le bontà, i sapori di Cavallino Tre Porti e magari poi decidere di trascorrere o rifare le vacanze proprio nella nostra località.